Ci sono feste che durano un giorno e poi ci sono feste che attraversano i secoli. A Cagliari ogni anno il 1° maggio succede qualcosa di speciale. Le strade si riempiono di persone, i balconi si aprono, la città si veste di colori e di attesa. È il giorno dedicato a Sant'Efisio. Per molti è una festa religiosa, per altri è una festa popolare. Per tutti però è un giorno che appartiene al cuore della Sardegna. Chiara aveva sentito parlare di questa festa già da qualche settimana. La sua insegnante a scuola ne aveva parlato con un entusiasmo particolare. Se sei a Cagliari il 1° maggio, devi assolutamente vedere la processione di Sant'Efisio, le aveva detto. E le aveva anche consigliato un posto preciso da cui osservare la processione. Vai lì, da quel punto vedrai uscire tutti i gruppi, uno dopo l'altro. È il posto migliore ed è gratis. Chiara segue il consiglio. Arriva presto la mattina, quando la città è già piena di movimento. Le strade del centro sono affollate, ma l'atmosfera è calma, quasi rispettosa. Tutti aspettano qualcosa. Il sole illumina i palazzi chiari del centro, c'è un po' di caldo, nell'aria si sente già la musica della festa. La sfilata poi comincia. Chiara capisce subito che non è una semplice processione religiosa, è molto di più. Dalla piccola chiesetta di Sant'Efisio, nel cuore di Cagliari, iniziano a uscire gruppi provenienti da tutta l'isola, uno dopo l'altro, paese dopo paese. Ogni gruppo porta con sé il proprio costume tradizionale, diverso da tutti gli altri. Chiara guarda, incantata. Ci sono gonne bellissime, ricamate, scialli preziosi, giacche decorate, fazzoletti colorati per il capo. Ogni dettaglio racconta un luogo, una comunità, una storia diversa. Le donne indossano gioielli splendidi, in filigrana d'oro, lavorati a mano, uno per uno, con una precisione incredibile. Sono gioielli che hanno centinaia di anni di storia. Gli uomini avanzano con passo fiero e orgoglioso. Alcuni accompagnano anche carri di buoi decorati. Altri portano i cartelli con il nome del proprio paese. Tutto intorno si sente la musica sarda, le launedas, antichissimo strumento a fiato, che riempie l'aria di un suono ipnotico, continuo, senza tempo. Chiara si sente molto emozionata. Non capisce tutto di quella tradizione, ma ne percepisce la forza. La folla è enorme. Ci sono anziani, famiglie, bambini, turisti, giovani, ma soprattutto ci sono sardi, arrivati da tante zone diverse dell'isola per partecipare, vivere, semplicemente per esserci. Chiara sente dire più volte la stessa frase: è la nostra festa, e capisce che è vero. Non è solo la festa di chi crede, non è solo la festa della città, è la festa di tutti. Mentre la processione continua, una signora le spiega: vedi, Sant'Efisio è un santo così speciale per noi perché
Più di 400 anni fa, Cagliari fu colpita dalla peste. In quel periodo così difficile, la città fece un voto, una promessa a Sant'Efisio. Se il santo avesse protetto la popolazione e fatto cessare l'epidemia, ogni anno ci sarebbe stata una processione in suo onore. La peste finì e la promessa è stata mantenuta fino a oggi, ogni anno, senza eccezioni, anche durante la guerra. Chiara resta colpita da questa fedeltà lunga secoli. La processione poi lascia la città e continua verso Nora, il luogo dove Sant'Efisio fu martirizzato in epoca romana perché professava la fede cristiana. Il percorso è lungo ma simbolico, dalla città alla memoria, dal presente alla storia. Chiara guarda ancora i costumi, i volti, i colori, sta vedendo un popolo raccontarsi. Oggi Chiara ha imparato nuove parole. Processione, corteo religioso che avanza per le strade. Venerato, molto rispettato e amato come santo. Martirizzato, ucciso a causa della propria fede. Voto, promessa fatta per devozione religiosa. Filigrana, tecnica artigianale per lavorare metalli preziosi. Costume tradizionale, abito tipico di una comunità. Sfilata, passaggio ordinato di persone o gruppi. E oggi scopre anche un modo di dire italiano, restare a bocca aperta. Significa essere profondamente meravigliati e colpiti da qualcosa, esattamente come Chiara davanti alla bellezza della festa. La sera Chiara torna a casa lentamente. Ha ancora negli occhi il rosso dei tessuti, l'oro dei gioielli, il bianco delle camicie. Apre il suo quaderno rosso e scrive: oggi ho visto tutta la Sardegna camminare insieme. Poi si ferma un momento e aggiunge: alcune feste non celebrano solo un santo, celebrano la memoria di un popolo. Ci sono tradizioni che resistono al tempo perché parlano ancora al presente. E forse il segreto di questa festa di Sant'Efisio è proprio questo: non unire soltanto il passato e il presente, ma unire le persone. Un caro saluto e a presto da Carla.